Grazie a tutte e a tutti per aver accettato il nostro invito. Sono Francesco Marangon. Il tema di questa sera è appunto quello della responsabilità e della sostenibilità delle aziende in Italia, che è un titolo che non è la prima volta che usiamo, perché questo è un appuntamento che abbiamo già avuto il piacere di organizzare in anni passati. L'ultimo era a novembre 2019 a Udine, all'Università di Udine, con la collaborazione, e quindi do subito una sottolineatura di ringraziamento all'Osservatorio Socialis e in particolare al dottor Roberto Orsi per aver permesso anche quest'anno l'organizzazione di questa iniziativa, che ha come sottotitolo, e lo scopriremo con gli interventi, il valore della formazione permanente. È un webinar che organizziamo appunto con media partner, ma direi con una stretta collaborazione con l'Osservatorio Socialis, all'interno del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2021, che si sta svolgendo proprio in questi giorni, è iniziato il 28 settembre, proseguirà in questa metà di ottobre, e con il patrocinio della rete delle università per lo sviluppo sostenibile, la RUS, che ho nella mia veste anche di delegato direttore per il settore della sostenibilità, ho l'onore anche qui di rappresentare. Per cui il mio intervento iniziale, lo esaurirò anche molto rapidamente, comprende anche i saluti, oltre che di benvenuto mio personale, anche dell'Università degli Studi di Udine, del magnifico rettore professor Pinton, Roberto Pinton, che quindi vi saluta tutti tramite la mia voce e quindi le mie parole, ma anche la rete dell'Università per lo Sviluppo Sostenibile, la professoressa Patrizia Lombardi, che è la coordinatrice di questo importante network, che oggi possiamo dire, perché abbiamo fatto una riunione con l'ultimo ingresso poche settimane fa, abbraccia 80 atenei italiani in questo grande progetto di attuazione di Agenda 2030 in Italia. Ma il patrocinio che adesso con molto piacere voglio ricordare è anche quello di un'associazione che ha sede a Udine, ha sede nel territorio udinese, opera in Friuli Venezia Giulia, e con cui l'Università di Udine ha da diversi anni un stretto rapporto di collaborazione, c'è anche una convenzione vera e propria, che è l'associazione Anima Impresa Business di Valore, che ancora una volta, e anche questo mi piace molto sottolinearlo, è a fianco all'Università di Udine e all'Osservatorio Socialis nella organizzazione di questo evento sulla responsabilità sociale dell'impresa. Quindi ho il piacere, e a questo punto la prego di riapparire in video, di salutare, ecco qui, la presidente Valeria Brogian o Brogian, come preferisci? Brogian, l'accento sulla O. È Veneto, per cui è Brogian. Brogian, come se dicessero Marangon, come ogni tanto dicono a me, quindi Marangon, giusto, hai ragione, Brogian. Valeria Brogian, da pochi mesi, dal luglio di quest'anno, presidente eletta dell'Associazione Anima Impresa, a cui passo quindi subito la parola, ringraziandola. Grazie Francesco. Neoeletta con grandissimo onore, devo dire. Nel ruolo appunto per cui sono qui oggi, quindi nel ruolo istituzionale di presidente di Anima Impresa, è doverosissimo ringraziare l'Università di Udine, perché la collaborazione, giustamente Francesco ha menzionato una convenzione, la convenzione formale, la collaborazione è qualcosa di sostanziale e di bellissimo. Con l'Università di Udine abbiamo portato avanti nel corso degli anni, del tempo, dei progetti molto belli. Ricordiamo la tappa udinese del Salone della CSR dell'innovazione sociale, ricordiamo il premio di laurea Anima Impresa Young, ricordiamo anche, caro Francesco, che sarà il nostro moderatore il 22 ottobre all'Anima Impresa Day che faremo a Udine, no? E quindi insomma le occasioni di incontro e di confronto sul territorio sono tante ed è una bellissima collaborazione. Io sono oggi presidente di Anima Impresa, sono un'imprenditrice del territorio, opero nel territorio, e prima di essere presidente ero una consigliera e prima ancora una semplice simpatizzante di questa associazione. È un'associazione che stimo moltissimo, oggi poi ho l'onore di esserne anche presidente con un grande consiglio.
Un grande consiglio che è fatto dai past president, è fatto dalla Gigliola Piccolo, che è la nostra fondatrice. Anima Impresa è un'associazione che opera nel territorio da 12 anni e in questi 12 anni si è prodigata con molteplici attività per diffondere il verbo della sostenibilità. La nostra lungimirante fondatrice Gigliola Piccolo, quando ancora queste erano delle tematiche insomma veramente poco conosciute, poco diffuse, ebbe quest'idea, questa intuizione di fondare questa associazione. È bellissimo per me, da imprenditrice, vedere quanto sia crescente la sensibilità verso le tematiche. Ecco, noi ci pregiamo veramente di poter sensibilizzare aziende e studenti, grazie anche alla collaborazione con te, Francesco, con l'università, sensibilizzare su un tema che è fondamentale per me come imprenditrice, perché qui si parla di valori. Qui si parla di valori e di che tipo di impresa, di che tipo di tessuto sociale vuoi costruire per il futuro. Ecco, io credo che l'impresa, no, è questo che porta avanti Anima Impresa: persone, imprenditori, studenti, tutte le persone che vogliono essere sensibilizzate, tutte le persone che al loro passaggio vogliono lasciare qualcosa di più, di diverso, di grande valore, di eccellenza. Ecco, questo noi portiamo avanti come associazione e io cerco nella mia azienda di portarlo avanti. Le tematiche che toccherete oggi sono carissime, perché il valore della formazione permanente. Potessi avere un intervento di un quarto d'ora anch'io, vi racconterei tutto quello che abbiamo fatto. Non la prossima volta, ma quanto ci crediamo. E quindi vi ringrazio per questi spunti che saranno sicuramente di ispirazione, e da parte di Anima Impresa e del Consiglio vi porto il nostro saluto e la gratitudine più cara. Grazie alla Presidente Valeria Brogian di Anima Impresa per queste belle parole che ci fanno molto piacere, perché sappiamo che sono sostanza, sono pratica quotidiana. Anche grazie a questo accordo, questa convenzione che è stata sottoscritta all'Università di Udine con Anima Impresa e che ci vede partner, come avete sentito, in varie iniziative, è la cui referente, e qui assieme a noi, anche se oggi non è fra i relatori, della collega professoressa Stefania Troiano, che fra l'altro ringrazio, così anche approfitto per comunicarlo a tutte e a tutti, per aver avviato, avrete visto il messaggio, la registrazione dell'evento, perché abbiamo pensato di ricorrere, dato che lo strumento ci permette a questa possibilità, perché così poi l'evento, come sanno tutti i relatori che interverranno, e anche verrà registrato e verrà poi anche messo a disposizione nell'area dei video dell'Università di Udine, che si chiama Play UniUd, in particolare nell'area dedicata alla sostenibilità, perché è questo che sta facendo con attenzione il nostro Ateneo, operando all'interno della rete dello sviluppo sostenibile, ma anche lavorando intensamente per iniziative al proprio interno e all'esterno, con Anima Impresa, per esempio, in tutte quelle tante cose che si possono e si devono fare, e con urgenza direi, per rafforzare l'attenzione e la pratica e l'operatività e l'attività attorno al tema dello sviluppo sostenibile in attuazione dell'Agenda 2030. Detto questo, con un tempismo preciso, secondo il programma che avevamo indicato in locandina, ho l'onore e la soddisfazione di chiamare al video, nel senso di chiedergli di riapparire, dopo che ci ha intrattenuto inizialmente con una bella chiacchierata su varie cose, il dottor Roberto Orsi. Eccolo qui, il dottor Roberto Orsi, che appunto è direttore dell'Osservatorio Socialis, che è la realtà che è media partner di questo evento, ma anche con cui appunto all'interno della quale si colloca il progetto e il lavoro di cui adesso il dottor Orsi ci parlerà, che il dottor Orsi che è anche presidente di RP Comunicazione. Quindi do subito la parola al dottor Roberto Orsi, invitandolo a illustrarci il tema che, come avrete visto dal programma, è la responsabilità sociale d'impresa, la CSR, come si dice in sigla inglese, in Italia, dati, tendenze e nuovi indicatori di misurazione, diversi argomenti di sicuro interesse. Prego Roberto. Grazie mille Francesco. Allora, innanzitutto io vi ringrazio moltissimo per questo invito. È ormai una tradizione per noi collaborare per la presentazione di questi dati che l'Osservatorio Socialis, che è nato un po' di anni fa, produce, ahimè, dico per dire,
da 20 anni. Quindi noi abbiamo cominciato queste osservazioni nel 2001, che è il famoso anno in cui veniva pubblicato il libro verde dalla Commissione europea sulla responsabilità sociale d'impresa, e quindi abbiamo, come dire, ogni 2 anni circa prodotto un rapporto su un campione di 400 imprese con più di 80 dipendenti in Italia, cioè imprese che diciamo per dimensione, per fatturato e per anche tradizione, se vogliamo, hanno la possibilità di mettere a terra una serie di iniziative che possono essere ricondotte in qualche modo alla responsabilità sociale. Quindi oggi io ho il piacere di illustrarvi i dati del 9° rapporto sulla responsabilità sociale d'impresa, sull'impegno sociale delle aziende in Italia. Ve li presento subito in maniera con delle slide molto brevemente. Sottolineo il fatto che i dati si riferiscono all'anno 2019, l'elaborazione e l'indagine è stata effettuata in pieno periodo di Covid, quindi 2020. Noi siamo stati, diciamo, abbiamo avviato questa indagine proprio ad aprile del 2020, quindi naturalmente questi dati si riferiscono all'anno 2019, quando il Covid non era alle porte, quindi gli investimenti sono quelli, ma abbiamo anche dei dati che si riferiscono alle reazioni delle imprese a fronte di questa terribile pandemia. Quindi io vado a questo punto ad aprire il pannello di condivisione, vado velocemente. Questa è la copertina del 9° rapporto. Come vedete abbiamo i dati dal 2003 al 2019, vedete l'andamento del coinvolgimento attivo delle imprese è passato dal 70%, devo dire che qui manca il dato del 2001 dove eravamo addirittura al 45%, evidentemente c'è stata una grande spinta, dal 70% al 92%. Questo è l'importo dei finanziamenti, il flusso globale degli investimenti è arrivato a 1.771 milioni di euro, era 1.412 milioni di euro nel 2017, con una tendenza per l'anno successivo dichiarata nel 2020 per appunto budget dal 2019 al 2020, come vedete è una tendenza a una diminuzione del budget dedicato. Questo è il dato interessante perché ci dà la fotografia di questo fenomeno sulla pianificazione degli investimenti 2020 in piena pandemia. Quindi il budget per il 40% delle imprese, ripeto con più di 80 dipendenti, è stato previsto e confermato anche per l'anno successivo, quindi l'anno in cui abbiamo fatto la rilevazione. Era stato previsto ma annullato per il 37% a causa del Covid, non previsto ma attivato per il 18% delle aziende. Questo è anche un dato piuttosto importante perché vedete come questa pandemia ci ha come dire, costretto in qualche modo ad avere anche delle reazioni forti, no? Magari anche inaspettate, addirittura aziende che non avevano previsto un budget lo hanno previsto, non lo avevano previsto ma lo hanno poi attivato per forza di cose evidentemente. La domanda è un po' sempre importante, no? Ma ritiene come vedete il modello di business, come vedete la CSR nell'ambito del modello di business? Ritenete che nel prossimo futuro la CSR sarà messa a sistema per quasi l'80% delle aziende? Sì, per il 12% evidentemente non ci credono abbastanza, il 9% non risponde. Guardate questi dati a proposito degli investimenti, no? Dove sono stati fatti più investimenti
negli anni, no? Vedete 2013, 2015, 17, 19, abbiamo dei dati comparativi molto importanti, no? Dove ci andiamo a capire che all'interno dell'azienda ha un interesse stabile per le imprese che investono in iniziative di responsabilità sociale, che poi vedremo quali, nel territorio per il 47% e anche una percentuale piuttosto alta, in Italia per il 39%, in paesi esteri, che è un dato che è sceso molto dal 2013, dal 18 è diventato l'8%. Quali modalità di intervento sono in crescita e quali sono stabili e quali sono in diminuzione? Allora, sono in crescita dal 2015 a ieri, diciamo, 2019, le nuove tecnologie, investire nelle nuove tecnologie per contrastare l'inquinamento e avviare lo smaltimento dei rifiuti, dal 30% al 42%. La collaborazione con le università, questo è un dato interessantissimo, perché vuol dire, qui andiamo nel tema della giornata, no? Vuol dire che il valore delle competenze è sempre sottolineato e messo molto in evidenza da parte delle imprese. Quindi dal 18% nel giro di 4 anni siamo arrivati al 30%. Le professionalità interne messe a disposizione, ad esempio, del sociale, del non profit, dal 19% al 25%. La donazione di prodotti, soprattutto da periodo, no? È una pratica che è anche molto sviluppata in questi ultimi anni. Dal 9% siamo andati al 20%. Scendono le donazioni così un po' evidentemente non troppo mirate, dal 40 al 27%. Scendono le iniziative di cause-related marketing, cioè marketing legato appunto a una causa, no? 27% al 17%. Rimane stabile, quindi buona percentuale, modifica di processi o prodotti secondo criteri che oggi potremmo dire criteri ESG, no? Come tema, oppure goal delle Nazioni Unite, insomma, diciamo. Abbiamo avuto in questi ultimi anni la possibilità di identificare un pochino meglio attraverso queste sigle, soprattutto nei 17 goal delle Nazioni Unite. A mio avviso questi 17 goal hanno avuto un ruolo molto importante, no? A proposito di festival dell'ASBIS e dello sviluppo sostenibile, no? Cioè individuare delle icone comprensibili a tutti, adattabili a tutti i momenti di sviluppo della responsabilità sociale. Vantaggi e ricadute. Altra slide dove vi evidenzio questo 75% di referenziato rispetto al posizionamento, alla parola posizionamento, cioè le iniziative di CSR aiutano, secondo il 75% delle imprese, fortemente al posizionamento delle aziende, no? Cioè a essere riconosciute. Vantaggi e ricadute per il territorio e verso le iniziative degli stakeholder per il 55%, vantaggi e ricadute, conviene essere responsabili, detto banalmente, no? Per il 39% delle imprese, perché aumenta l'appartenenza o la referenziato verso i clienti e aumentano le vendite. Agevolazioni fiscali laddove, ma più che fiscali, insomma, agevolazioni in generale per il 14%, e aumenta il valore del clima interno, diciamo cresce, migliora il clima interno per il 31% delle aziende rispondenti, cioè il totale del campione. Questo è un altro dato molto interessante perché ci fa la comparazione. Sta aumentando l'attenzione alla CSR e alla sostenibilità delle imprese. Secondo voi, e questa era la domanda, voi imprese, sta aumentando?
Beh, era il 28%, quindi una percezione piuttosto scarna, no? In qualche modo nel 2016, arriva al 48 2 anni prima dell'ultimo rapporto, si stabilizza sul 43%, diciamo nell'aumento, e nel 46% nella stabilizzazione appunto dell'attenzione alla CSR secondo le aziende da parte così dell'opinione pubblica, in qualche modo anche, no? È stabile e sta aumentando totale direi 89%, insomma, sta diminuendo 10%. E questo è un altro dato importante, ma i consumatori che ne pensano secondo voi imprese? Cioè sta aumentando l'attenzione a scegliere prodotti di aziende marche che fanno attività di CSR o no? Per il 49% sta aumentando, per il 42% è stabile, per l'8% sta diminuendo. Quindi anche qui, come dire, possiamo dire di avvertire una consapevolezza importante da parte delle imprese del valore di essere socialmente responsabili, sia per vantaggi economici, di fatturato, banalmente di business, sia per vantaggi reputazionali, che sono altrettanto importanti. Uno sguardo su uno strumento diciamo che caratterizza le aziende che si impegnano in ambito responsabilità sociale, il codice etico. È stato adottato, come vedete nel 2014 era stato adottato dal 52% delle imprese, nel 2020, 2019, 2020 è stato adottato dall'81% delle imprese, così come nel 2018. Qui andiamo su un altro dato importante, cioè la fotografia di che valore ha la funzione, il responsabile della CSR all'interno di un'impresa. Intanto se esiste o non esiste. Nel 2014 nel 33% delle imprese totale, campione intervistato, c'era una funzione responsabile CSR. Guardate che scalini, 42%, 59%, 69%. Ora, grandi aziende hanno direttore qualità o CSR, a volte questa responsabilità cade sotto il direttore delle risorse umane, altre volte referente per il dipartimento per il 17% ed è in realtà poi più una figura trasversale ai dipartimenti nel 32% delle imprese rispondenti. Questo altro flash che ci interessa particolarmente dato il tema, un master, un corso universitario, una tesi di laurea può rappresentare un elemento di distinzione in un curriculum? Siamo passati dal 67% di sì nel 2014 all'80% di sì nel 2020. Un master, un corso universitario, diciamo una specializzazione. Qui trovo molto interessante anche questa slide, sempre e soprattutto perché il trend della CSR è un trend culturale, no? Di cultura d'impresa, e banalmente anche questo trend ha seguito un po' il trend della cultura sociale in generale, no? Cioè vedete, durante lo scorso anno, questa era la domanda, la sua azienda ha messo in atto azioni, iniziative di attenzione ai dipendenti? E se sì, quali? Allora, sulle pari opportunità e boom, direi, no? Detta giornalisticamente. Guardate, nel 2013 erano il 7%, sono arrivate al 39% le azioni, iniziative per ridurre il gap, no? Di genere. Le attività di formazione sono rimaste assolutamente stabili, leggermente in flessione dal 39 al 43 al 45, ma
ritengo che risentano del periodo Covid in cui abbiamo fatto per l'appunto la domanda. Le iniziative sociali dal 13% sono salite al 32%, il monitoraggio del clima interno è salito dal 23% al 30% e le altre, aspetta che devo togliere, se mi aiutate a leggere qua, le iniziative di work-life balance sono salite dall'11% al 28%. Comunicazione interna, trovo dei dati anche parecchio interessanti anche questi, perché se non si condividono questi temi non si riesce a fare cultura di CSR, e se non si riesce a fare cultura di CSR non si riesce come dire, a mettere a reddito la CSR, no? Perché è come dire, è giusto ragionare in questi termini, no? Cioè la CSR va messa a reddito, poi la CSR produce come dire, un impatto importante per una serie di oggettivi risultati che si possono raggiungere, ma è molto importante che ogni persona che lavora in azienda sia permeata di questa cultura di CSR, che in qualche modo si possa dire che può diventare ambasciatore, no? Di questa cultura di responsabilità sociale che vive e alla quale partecipa all'interno dell'impresa. Allora anche qui 2014, 2016, 2018, 2020 dal 29% di aziende che dichiaravano di aver investito nella diffusione di una cultura di CSR aziendale attraverso un sistema codificato in qualche modo, no? Magari l'intranet aziendale piuttosto che messaggi, piuttosto che incontri, eccetera, siamo arrivati al 65%. È un dato veramente estremamente importante, sono tutti dati che indicano dove bisogna spingere ancora di più e dove tutto sommato la CSR ha già messo abbastanza radici all'interno dell'organizzazione. Ecco, io ho scelto poche slide del rapporto, naturalmente il rapporto lo potete trovare sul sito dell'Osservatorio Socialis, è scaricabile, potete vedere la presentazione nazionale che abbiamo fatto l'anno scorso in modalità ovviamente completamente online, ma insomma abbiamo avuto tante testimonianze importanti di aziende, non profit, istituzioni, università. Questo è un po' il word cloud che viene fuori da questi dati, cioè le parole più importanti, come vedete: formazione, dipendenti, coerenza, CSR e business, lo abbiamo appena detto. Questa cifra di 1.771 milioni è veramente molto molto importante. Allora io, prima di farvi vedere l'ultima slide, vi vorrei far vedere questo filmato, che è la sintesi dei dati del rapporto. Poi subito dopo esco dal filmato e vi faccio vedere l'ultima slide, che forse può essere uno spunto ulteriore per il nostro dibattito. Posso andare, Francesco? Ricordati le cuffiette per l'audio. Me le tolgo. Good, great. But if you want to write essays that inspire, message. Sentite? È un record la cifra di 1.771 milioni di euro investiti nel 2019 in azioni di CSR e sostenibilità dalle aziende in Italia, il 25% in più rispetto al 2017. Secondo i dati del nono rapporto sull'impegno sociale delle aziende pubblicati dall'Osservatorio Socialis,
Nel 2019 è cresciuto fino al 92% il numero delle aziende con più di 80 dipendenti dislocate sul territorio italiano che ha scelto di scommettere sul ruolo di produttori di valore sociale. La cifra assoluta dell'impegno economico è più che quadruplicata rispetto a quella di 18 anni fa, quando venne realizzata la prima rilevazione dell'Osservatorio Socialis. Le principali motivazioni? Sempre maggiore convincimento sulla necessità di attenzione al territorio e alle comunità locali, all'impatto ambientale, al coinvolgimento dei dipendenti e al supporto della cultura aziendale, grazie anche alla spinta dei consumatori e a una mutata visione aziendale. Una corsa che sembrava destinata a fare molta strada e che invece, con l'arrivo dell'uragano Covid-19, subisce un freno. I dati previsionali del 2020 parlano di una contrazione del 16% della spesa media pro capite nelle attività classiche di responsabilità sociale, anche se l'emergenza ha messo in moto tante iniziative nuove di solidarietà. Riconversione delle produzioni, smart working, sostegno al volontariato. Oggi è importante reggere l'urto della pandemia. 8 aziende su 10 credono che con tenacia, determinazione e l'auspicato incentivo delle istituzioni, la CSR possa essere messa a sistema, senza disperdere energie, investendo in business più consapevoli e in una crescita più sostenibile. Le regole da seguire? Semplici, da manuale e da oggi anche su piattaforma digitale. 1. Formare le persone. 2. Essere coerenti. 3. Condividere a tutti i livelli. 4. Ascoltare gli stakeholder. 5. Comunicare e fare informazione. 6. Programmare e misurare. Così si può ripartire, costruendo basi più solide per un nuovo futuro, per tutti. Questa ultima slide è proprio, prende spunto, abbiamo domandato alle aziende, avendo fatto questa, grazie ai suggerimenti che ci sono stati dati negli anni, abbiamo costruito questa piattaforma digitale di misurazione della CSR, no? che il video ha fatto, come dire, intravedere e ha visualizzato in qualche modo. Abbiamo definito 6 macro aree, per ognuna di queste macro aree abbiamo definito degli indicatori, in totale 34, e soprattutto abbiamo chiesto alle imprese campione dell'indagine sul rapporto di indicarci quali di queste 6 aree secondo loro fossero le 2 più importanti. Premesso che secondo me sono tutte importanti, perché naturalmente la formazione del personale piuttosto che la condivisione, insomma, poi naturalmente gli ospiti che se mi seguiranno con il loro intervento probabilmente avranno qualcosa da dire a proposito, però è interessante capire e visualizzare che dal 2018 al 2020 c'è stato qualche cambiamento, ma che sostanzialmente le 2 aree che vengono ritenute più importanti, in particolare quella che viene ritenuta la più importante, è la formazione del personale, e la seconda è la condivisione a tutti i livelli, vuol dire, insomma, mettiamo come dire, in terra questa pianta e facciamo crescere le radici, condividendo appunto questa cultura con tutta l'organizzazione. Poi ovviamente la coerenza è una, come dire, virtù, ma è anche un modo di stare sul mercato, no? E quindi essere sempre coerenti.
l'ascolto dei consumatori, direi che come ascolto, la parola ascolto già evoca tutti gli stakeholder, non solo i consumatori, no? Ma quindi è un altro elemento importante. La comunicazione, come ci ha detto la videoanimazione, cioè fare e far sapere, è estremamente importante anche per aumentare il proprio riconoscimento, ma anche, perché no, a motivare la concorrenza, no? A fare di più in ambito sociale. E poi all'ultimo posto, a mio avviso, forse con un po' poca lungimiranza, il tema della programmazione e della misurazione, che invece secondo me è estremamente importante, programmare e misurare anche le attività di CSR. Ecco, detto questo, io vi lascerei, ho voluto darvi qualche spunto in più, ma sono gli ultimi dati disponibili in Italia sugli investimenti delle aziende nel settore del sociale e della responsabilità sociale. Se questi sono i miei contatti per chiunque voglia scrivermi, l'Osservatorio Socialis è una testata giornalistica online, tutti i giorni nuove notizie, ci si può iscrivere alla newsletter, c'è la mia mail diretta e c'è la mail della redazione per mandare vostri comunicati stampa di iniziative che fate nel sociale, che noi ben volentieri copriremmo in termini giornalistici. Vi ringrazio, grazie Francesco, ti lascio la parola. Grazie mille Roberto per questa sintesi del rapporto, grazie per il vostro lavoro, per il lavoro che come osservatorio fate ripetendo appunto questa iniziativa nel tempo, perché questa è una cosa anche decisamente molto importante per chi come noi fa ricerca, fa didattica, ma poi anche vuole fare terza missione su questi temi, per cui è veramente un servizio che fate a livello nazionale per molti di noi, ed è per questo anche che anche in questa edizione, come si è visto, credo che chi ha seguito sicuramente con molto interesse il tuo intervento, anche alla fine del video che ci hai mostrato si vede che, e lo potete trovare anche nel rapporto, che non a caso molte università, tra cui l'Università di Udine, patrocinano insomma questa iniziativa, perché con questo evento, ma con altre cose anche che voi fate, penso al lancio di oggi che ho visto dell'osservatorio del premio di laurea sulla CSR e la sostenibilità, che approfitto di ricordare anche in questa occasione, lanciando proprio l'attenzione ai colleghi e alle colleghe che ci ascoltano, agli studenti, su questa importante opportunità. Come ha ricordato inizialmente la Presidente Brogian, fa anche Anima Impresa. Ecco, diverse sottolineature importanti, alla luce di questo pluriennale modo con cui ci incrociamo e organizziamo questo evento, in questi proprio ultimi tempi, opportune le sottolineature che hai fatto in più momenti, ma in particolare alla fine, ecco, stiamo proprio lavorando, stiamo in una fase di progettazione di un'iniziativa di collaborazione come Università di Udine, Osservatorio Sociali e gli altri soggetti che vorranno naturalmente accompagnarci, in particolare della Regione Friuli Venezia Giulia. Stiamo lavorando proprio per un progetto di proposta di formazione su questi temi che stiamo cercando proprio di costruire tenendo conto di quello che è il mondo imprenditoriale della nostra regione Friuli Venezia Giulia, le sue particolarità, le sue domande, le sue esigenze, e quindi il mondo della CSR, degli ESG, di questi temi qui è proprio alla nostra attenzione in questi tempi, quindi mi piace già anche approfittare di questa occasione per ricordarlo, ma come credo immagino che direttamente o indirettamente anche dagli altri interventi la cosa verrà fuori. Ricordo che nella chat, spero la possiate vedere, della connessione di Teams, ho messo il link dove che voi potete direttamente utilizzare, cliccando arrivate proprio alla pagina dell'Osservatorio Socialis, dove scaricare, bisogna mettere i dati, ma insomma vi arriva la possibilità di scaricare il PDF integrale del rapporto, quindi grazie Roberto per averlo segnalato, ma ho approfittato di mettere nella chat anche questa informazione che mi pare molto interessante. Grazie per aver rispettato anche i tempi in questi webinar, questa è una delle cose anche che sono molto utili per poter fare un lavoro secondo i ritmi che l'attenzione
di questo genere di eventi richiede. Quindi grazie mille per tutto, tu rimani naturalmente qui. Chiedo anche ai presenti, ai partecipanti, magari se vogliono scrivere delle domande nella chat, va benissimo, insomma, no? Cosa dici? Cosa dite? Perché potrebbe essere anche questa una via per interloquire tra di noi. Certamente, assolutamente. Grazie Roberto. Allora passiamo adesso alla seconda parte, chiamiamola così, di questo incontro, che vede 4 voci con una, a proposito di uno dei temi che il rapporto CSR, il nono rapporto dell'Osservatorio Sociale ha sottolineato, quello lo traduco così, dell'equilibrio, dell'integrazione, della parità di genere. Abbiamo un equilibrio esatto nella distribuzione degli interventi, e ci sono anche due parti, diciamo così. Ci sono 2 primi interventi che sono a cura di persone che lavorano all'interno dell'Università di Udine, molto coinvolte da tempo sui temi dello sviluppo sostenibile e in particolare della responsabilità sociale d'impresa, e che quindi vi daranno con le loro competenze le loro suggestioni su dei temi che abbiamo scelto di affrontare questa sera. Ad aprire allora questo primo momento, a cui seguirà poi uno invece in cui avremo il piacere in un caso di riascoltare e in un altro di ascoltare per la prima volta invece delle persone che all'esterno del mondo accademico hanno un coinvolgimento molto intenso e forte, ognuna in un modo particolare, sui temi di cui parliamo stasera. Quindi senza perdere ulteriore tempo, se no mi smentisco da solo sul fatto della puntualità, passo e ringrazio per essere qui assieme a noi e chiamo quindi in video, eccola qui, la collega professoressa Renata Codiglia, che ringrazio, a cui vedete con un tempismo incredibile, appena salutato gli studenti a lezione, sono sicuro, il collega Mario Minoi. Ecco, queste sono le 2 persone che adesso ci proporranno le loro considerazioni sui temi che ognuno affronta nella anche attività di ricerca e di didattica. Renata Codiglia ha il tema legato più alle questioni della comunicazione, ma mi piace anche introdurla ricordandovi che fa parte del gruppo di lavoro Uniud Sostenibile, ed in particolare per l'Università di Udine è la referente all'interno del gruppo di lavoro della RUS, della Rete Università per lo Sviluppo Sostenibile, che si occupa di educazione proprio, quindi direi quanto mai azzeccati questi temi per il tuo intervento. Quindi grazie Mario per essere qui, ma intanto adesso passiamo monitor e parola a Renata, dopo toccherà anche a te. A dopo. Prego Renata. Grazie molte Francesco, grazie. Vediamo se riesco a condividere alcune slide. Perfetto. Sì, un po' con il titolo del mio intervento. Ovviamente io cercherò di rispettare la regola degli interventi online, stare entro i tempi previsti, quindi contenermi entro i 15 minuti, spero anche meno. Ti chiedo per favore di farmi un cenno nel caso mi allargassi troppo. Allora, quando il professor Malangò mi ha chiesto di parlare di comunicazione della responsabilità sociale, ho ragionato un attimo e ho pensato, ho deciso che più che parlare del come fare comunicazione d'impresa, e in questo certamente Roberto Orsi è più esperto di me e quindi diciamo che poteva essere un po' come dire, ripetitivo, ho riragionato il tema con una chiave diversa. Perché fare comunicazione di responsabilità sociale e di sostenibilità? E cerco di darvi alcuni elementi, alcuni concetti che peraltro sono quasi tutti stati citati nell'intervento di Roberto Orsi poco fa, e metterli assieme in qualche modo per fare un quadro complessivo, quadro teorico di riferimento, appunto, che possono motivare e giustificare una buona attività di comunicazione, nel senso di corrispondente alla cultura d'impresa. Allora, per partire rapidamente da appunto il primo tema, responsabilità sociale, e ragionare sul i pilastri, i fattori che spingono poi l'azienda a fare attività di responsabilità sociale, intesa, vedete in questa slide, come
riflesso come azione che corrisponde al DNA, al sistema di valori dell'azienda. E quindi appunto per valorizzare le dimensioni e le azioni di responsabilità, di sostenibilità, di etica, quindi di intervento intenzionale, consapevole sul lungo periodo, appunto come riflesso dei valori culturali di quell'impresa. Ma perché farlo? Perché conviene sostanzialmente in una parola, ma sono stata molto confortata dai dati presentati da Roberto Orsi e mi è piaciuta moltissimo come psicologa sociale e psicologa del lavoro, appunto la sottolineatura sulla rilevanza e l'importanza che le aziende danno alle risorse umane, detto con un termine un po' desueto, al capitale intellettuale, capitale umano interno, quindi al valore anche della formazione e dell'aggiornamento permanente. Vedete che tra queste giustificazioni del perché attuare strategie di CSR, almeno 3 sul totale hanno a che fare con la cura, l'accrescimento del valore delle proprie risorse umane, quindi attrarre talenti, trattenerli, coltivarli in funzione appunto della valorizzazione della cultura di impresa. Questa logica già è stata accennata e rientra ovviamente in quelle che sono le dimensioni ESG, ovvero sostenibilità tradotte in azienda, e vi ricordo che la S sta per social e equivale appunto a un'attenzione particolare di un'organizzazione nei confronti delle persone come pubblico interno ed esterno. Come pubblico interno significa valorizzazione del benessere, benessere come usiamo dire noi col trattino in mezzo, che supera quindi quelli che sono gli approcci di sicurezza e salute e guardano invece alle dimensioni più psicologiche come l'equilibrio, tempi di vita di lavoro, come appunto la formazione. Ma esse vuol dire anche attenzione alle persone esterne all'azienda e quindi una responsabilità sociale di comunità, in particolare in funzione per la tutela dei diritti umani e quindi appunto di quelle che possono essere ad esempio politiche di pari opportunità. Arrivo al punto centrale di quello che vi vorrei trasmettere oggi. La responsabilità sociale, come altre pratiche dell'azienda, viene realizzata evidentemente dal management e qua vi voglio proporre questa riflessione su che cos'è, com'è il management etico, secondo un bellissimo trattato di Anne Cunliffe, pubblicato anche in italiano nel 2017, che è una riflessione anche filosofica, oltre che di suggerimenti di pratiche manageriali, e distingue chiaramente le funzioni riflessive e abbinate a quelle relazionali che sono la base appunto del management etico. Che cosa vuol dire pratica riflessiva del manager? Cunliffe lo dice esplicitamente: non dar mai nulla per scontato, rinegoziare il senso dell'azione, dell'attività interna ad ogni organizzazione. Per farlo, appunto, è fondamentale l'utilizzo del linguaggio che è sempre consapevole e attento e che ha la finalità, appunto, di ridefinire, di dare significato all'azione collettiva, ma anche di confrontarsi con quella che è la percezione esterna del mondo, evidentemente in mutamento, che può incidere. Nell'ultimo anno abbiamo capito quanto possa incidere appunto nel vissuto interno di ogni organizzazione. Accanto alla funzione riflessiva, altrettanto importante è quella relazionale, ovvero la primaria intenzione di ogni manager appunto per le persone interne, prima di tutto le pratiche
di diversity management, qualunque sia la fonte di diversità percepita, perché diversità significa ricchezza, accrescimento, e ovviamente in funzione del combattere discriminazioni implicite o esplicite appunto dell'organizzazione. Il prodotto finale è quello che Cunliffe chiama appunto responsabilità etica e morale del manager, che vuol dire essere riusciti a raggiungere un equilibrio relazionale, quindi aver instaurato effettivamente all'interno delle relazioni etiche, essere riusciti a concepire e a definire la gestione etica degli affari, come fa affari la nostra azienda, e in definitiva applicare e realizzare appunto le azioni, le attività di responsabilità sociale. Ma tornando un po' ai temi sottolineati da Roberto Orsi, quindi il valore della formazione permanente e quindi l'attenzione al pubblico interno, alle risorse umane, che dir si voglia. Per me da psicologa questo significa capacità di gestione del flusso del talent management, ovvero le fasi di identificazione dei talenti, di collocazione adeguata, opportuna appunto del talento di ciascuno entro la posizione più idonea, e in ottica di medio-lungo periodo farsi carico della cura, coltivare i talenti appunto attraverso l'aggiornamento, la formazione, attraverso gli stimoli che consentono a questi talenti di aumentare da un lato il proprio engagement, ovvero la motivazione, dall'altro appunto le proprie competenze, che quindi rappresentano un valore estremo per l'organizzazione. Talent management, che è una pratica appunto del come viene gestito questo capitale umano interno, e risponde alla filosofia della leadership, che definiamo una filosofia di empowerment. La leadership empowered parte appunto dal presupposto che ogni risorsa umana va valorizzata consentendo a quella risorsa di acquisire gli strumenti di controllo, di massimo controllo, per il raggiungimento del proprio successo personale, quindi di strumenti di abilità, di competenze, di aggiornamento appunto, che consentano l'accrescimento di saperi di ogni singolo collaboratore, che si riverbera poi in ottica appunto aziendale organizzativa, con i vantaggi complessivi della ovviamente migliorare la produttività, migliorare la motivazione, favorire la partecipazione attiva e il coinvolgimento appunto di tutti i collaboratori. Questa funzione di management etico, questa pratica, filosofia del management etico, però, come ha detto bene Roberto Orsi, permea complessivamente l'intera organizzazione, deve essere ispirata dalla leadership, certamente, ma trasferita appunto, anche codificata come valori etici, anche scritti, codificata come programmi condivisi e realizzati, e quindi accolta e realizzata dalla base e quindi da tutti i collaboratori appunto dell'organizzazione. Come lo si fa? Come lo si fa, ovvero come si traduce i valori del DNA nella leadership in condivisione, e appunto abbiamo visto nel rapporto di Socialis la funzione del condividere internamente seconda soltanto a quella appunto della formazione permanente. La condivisione, ci dice Edgar Schein, è il fondamento di quello che lui definisce come cultura di impresa, con quindi l'insieme di assunti valori che vengono individuati, scoperti, inventati dall'organizzazione, riconosciuti dall'organizzazione e accolti, sviluppati su il lungo periodo, quindi, come dire, fissati nella comunicazione, nella rappresentazione di senso condivisa all'interno dell'azienda, e trasferiti appunto sul lungo periodo e attraverso tutti i collaboratori. Perché?
perché questo insieme di assunti garantisce all'azienda un buon adattamento alle perturbazioni del mondo esterno, e soprattutto garantisce una migliore integrazione, coesione, appunto condivisione interna. Ma da che cosa è fatta la cultura d'impresa? Schein ci dice anche appunto che i livelli vanno dal più manifesto superficiale, che lui definisce artefatti, le azioni, le decisioni, i documenti identitari di un'azienda, il codice etico lo è, ma molti altri artefatti visibili, manifesti come le procedure. Ma oltre a questo, oltre a quello che si fa e che si mostra all'interno e all'esterno, i due livelli sottostanti sono ben più importanti e fondamentali e hanno a che fare con i valori etici condivisi che si traducono in strategie della leadership, e il livello più profondo, quello degli assunti di base che di norma non vengono esplicitati perché sono assunti convinzioni sulla natura stessa degli esseri umani e dell'ambiente che li circonda. Per quanto non vengano codificati esplicitamente, sono proprio gli assunti fondamentali che appunto riverberano, che si manifestano nelle tante attività e azioni. Mi stai dicendo di chiudere, Francesco? No, forse no. Vado rapidamente a chiudere. Allora, management etico come appunto responsabile della cultura d'impresa e legato all'importanza della comunicazione, che bene abbiamo compreso, comunicazione interna, che deve essere coerente di conseguenza. Il perché ce lo dice Carl Weick, appunto un psicologo del lavoro assolutamente illuminato, che parla di stretta connessione tra comunicazione, ovvero sense making. Per lui la comunicazione vuol dire definire il senso del flusso di esperienze che l'azienda vive collettivamente, strettamente correlato all'organizzazione, a quello che succede, a quello che facciamo. L'uno corrisponde all'altro e viceversa, sono le due facce della stessa medaglia. Per ottenere quale, questo è l'ultimo step del mio ragionamento, per ottenere che cosa? Appunto contribuire alla reputazione dell'organizzazione, reputazione come massimo valore, come patrimonio intangibile. Questa è la definizione che vi propongo di von Braun, appunto patrimonio intangibile, che è una forma di benevolenza dei pubblici interni ed esterni di quell'organizzazione e che ha un valore fluttuante sul mercato, quindi è intangibile ma produce degli effetti economici molto tangibili, molto concreti. Da che cosa è fatta la reputazione? E qua vi propongo appunto il modello dello stesso von Braun, che dice che l'immagine, quello che viene percepito esternamente dagli stakeholder, dal pubblico, è soltanto una delle componenti, è uno degli artefatti possibili. Gli altri sono componenti, dimensioni interne, e sono per l'appunto la cultura aziendale, i valori di quell'organizzazione, come li abbiamo definiti poco fa, combinati alla visione, ovvero al chi siamo, e quindi al senso che quell'organizzazione si dà della propria identità, della propria missione. Tanto per dire quanto è tangibile la reputazione, vi propongo, ma non lo commento per brevità e per chiudere rapidamente, vi propongo il modello di misura appunto della reputazione del Reputation Institute di von Braun, che mette bene in evidenza il valore da un lato dell'ambiente di lavoro, quindi l'attenzione ai dipendenti, dall'altro appunto le dimensioni di trust, fiducia, che sono le dimensioni più etiche e morali. Perché? Questa è veramente l'ultima slide. Perché le risorse umane felici, nel senso di
coinvolte, rispetto al quale l'azienda cura il talento, rispetto al quale appunto cura l'engagement, la motivazione con una buona reputazione, diventano ambasciatori, testimonial, detto in altro termine che non va bene, ma comunque per rendere l'idea, e questo è il concetto di employer branding, che è per l'appunto un asset reputazionale formidabile per qualunque organizzazione, perché sappiamo che non c'è ambasciatore più credibile, più creduto di un dipendente appunto che trasmette il proprio entusiasmo, la propria soddisfazione per l'organizzazione di cui fa parte. Chiudo, lascio anch'io la mia email, anche se credo che tutti lo conosco, con questa battuta: non si può domare un sognatore. Mi è venuto in mente perché nei dati proposti da Roberto Orsi mi è parso di vedere, come dire, tanto idealismo, un salto di qualità nelle aziende, nell'andare verso un ideale di responsabilità sociale, di etica, di reputazione, che è cresciuto in maniera così importante nell'ultimo periodo. Quindi mi sembra veramente un sogno. Idealismo letto in senso positivo, ho notato, quindi è vero, c'è una capacità di carica ideale nel lanciare il cuore oltre l'ostacolo dal punto di vista di Esatto, è quello che io dico sempre ai miei studenti: noi lo facciamo in aula, raccontiamo il mondo ideale dell'impresa, e qualcuno mi dice ma là fuori non è così, e io rispondo: lo dobbiamo fare perché là fuori lo diventi così. Quindi l'azienda, però i dati di oggi mi hanno molto confortato da questo punto di vista. Grazie Renata Codiglia per questo interessantissimo intervento e gli spunti che ci hai dato. E adesso passiamo allora, direi una certa continuità, posso immaginarla, ma ascolto con piacere l'intervento del collega Mario Minoia, sempre di Università di Udine, economista aziendale, che di CSR si occupa già da molti anni dalla sua visuale di questi temi. Infatti ci offrirà le sue riflessioni attorno al tema della CSR nelle strategie aziendali. Anche Mario Minoia, come la professoressa Renata Codiglia, fa parte di questo gruppo che sta ragionando assieme all'Osservatorio Socialis per questo progetto di formazione a cui facevo cenno prima. Grazie Mario, a te la parola. Perfetto, grazie. Io ho preparato giusto 5 slide con 2 temi di fondo. Il primo, che occupa le prime 3 slide, cosa significa integrare temi di responsabilità sociale nella strategia aziendale, e il secondo, visto che è un po' il tema di fondo di oggi, cosa vuol dire fare formazione in ambito CSR. Ecco, integrare la CSR nelle strategie vuol dire rendere le dimensioni economica, sociale e ambientale pervasive di tutto il sistema aziendale, di cui la strategia è, se vogliamo, il cuore. Tutto il sistema aziendale, intendo questi 7 elementi che trovate, che poi le slide dopo sono un po' sviluppati: il sistema di obiettivi e di valori di chi sta al vertice, la governance, l'assetto organizzativo. Qui proprio al centro vedete il modello di business e quindi la strategia aziendale, il sistema del valore, relazioni con gli stakeholder e poi tutto il sistema di rendicontazione. Ecco, qualche parola per dire in concreto che cosa vuol dire integrare la CSR in ciascuno di questi elementi. Al vertice di tutto sta, anche Renata parlava prima di valori di cultura, e anche qui diciamo si può parlare di integrazione davvero della responsabilità sociale se questo è un tema che è al vertice dei valori della cultura di chi ha compiti e responsabilità di guida di un'impresa. Difficilmente potrà aversi una vera CSR se, ad esempio, questi obiettivi di responsabilità sociale sono percepiti come, diciamo, strumentali banalmente a quelli economici, nella mente e nel cuore di chi governa. Ecco, nella governance cosa vuol dire? Ci sono un po' di ricerche in corso che vanno a guardare, per esempio, come sintomi di integrazione della responsabilità sociale se
è stato costituito in seno al Consiglio di amministrazione un apposito comitato endoconsiliare che si occupi di definire linee guida in tema di sostenibilità. Se il sistema incentivante, il sistema di remunerazione del management è legato anche, e aggiungo in misura significativa, a obiettivi di sostenibilità, quindi non soltanto obiettivi di redditività o di creazione del valore azionario. Se l'impresa ha formulato, messo a punto un piano di sostenibilità che non sia un documento a sé, marginale, un po' fatto a silo separato, ma sia integrato nel business plan, nel piano industriale della società. Poi c'è un tema organizzativo. Un elemento sintomatico di un'integrazione nell'assetto organizzativo della CSR è l'avere definito un ruolo, una posizione di CSR manager o manager della sostenibilità. Forse saprete che esiste in Italia un'associazione che si chiama CSR Manager Network, che è proprio l'associazione che riunisce i manager che hanno responsabilità di questa funzione. E questo CSR manager però deve avere un ruolo rilevante nell'organizzazione aziendale, ad esempio essere a diretto riporto all'amministratore delegato. Ecco, nel modello di business, la strategia aziendale, qui poi c'è una slide ad hoc su questo tema che è un po' il cuore, vuol dire in sostanza che la CSR deve essere una base del vantaggio competitivo. Nel sistema del valore vuol dire andare a verificare e prendersi cura del fatto che responsabilità sociale e ambientale non sia limitata soltanto all'interno dei confini dell'impresa di cui ci stiamo occupando, ma di tutto il sistema che collega i vari fornitori, subfornitori, terzisti, distributori, e quindi si possa parlare di una responsabilità a livello di filiera intera, anche se la singola impresa occupa e definisce una porzione di questa filiera. Nelle relazioni con gli stakeholder, che siano evidentemente improntate quantomeno a valori di rispetto, di trasparenza e di condivisione. Questo non vuol dire che non ci possano essere dei sacrifici di cui qualcuno deve farsi carico. Naturalmente questo è bene che questi sacrifici devono essere ripartiti in maniera quanto più possibile equa tra i diversi stakeholder. E infine nel sistema di rendicontazione. Abbastanza noto che da 3-4 anni a questa parte le imprese quotate sopra una certa dimensione sono addirittura obbligate a redigere annualmente una dichiarazione non finanziaria che secondo certi canoni, certi standard, deve riportare ciò che l'impresa ha fatto, i risultati che ha ottenuto, come si è organizzata su tematiche di rispetto dei diritti umani, rispetto dell'ambiente, emissioni, pari opportunità, eccetera, eccetera. Ecco, qui è importante però che se un'impresa la prende sul serio, in quella rendicontazione non si limita a dire che cosa ha fatto, ma anche a esplicitare impegni, obiettivi in modo serio, in modo che poi nel tempo si possa andare a verificare se quegli impegni e obiettivi sono stati rispettati. Ecco, al cuore di tutto, un'impresa sostenibile è un'impresa che costruisce e realizza una strategia tale per cui riesce a collegare in un circuito virtuoso risultati economici, quindi profitti, crescita del valore azionario, sostenibilità finanziaria, eccetera, con risultati sociali e ambientali, quindi risultati in termini di pari opportunità, di valorizzazione delle persone, di riduzione delle emissioni, di utilizzo di energie rinnovabili e quant'altro. Allora, che imprese che mettono al centro della strategia la sostenibilità così intesa sono o imprese, ad esempio, che hanno messo a punto modelli di business fondati sull'economia circolare. Ce ne sono alcuni, li ho citato un nome e cognome, potete andare a verificare, un'impresa quotata come Aquafil, che produce filato soprattutto per tappeti e moquette, eccetera, che è arrivata
al 40% in materia prima utilizzata proveniente dal riciclo di materia prima usata, da prodotti usati, anziché diciamo dalla produzione di materia prima vergine che viene tra l'altro dal petrolio, dal caprolattame. Oppure imprese che hanno saputo mettere a punto delle strategie basate sulle sinergie e non sulla contrapposizione fra categorie di stakeholder diversi. Non c'è il tempo di entrare troppo nel merito, però una che tra l'altro è molto più vicina a noi, che è riuscita a fare questo, è Illy Caffè, che tra l'altro è l'unica impresa italiana, mi pare, tra le 128 definite most ethical companies in the world. E infine sono imprese che hanno anche saputo riconoscere e valorizzare il valore sociale che può essere intrinseco nel loro stesso tipo di attività e di prodotto e nel loro modo di svolgerla, e hanno ottenuto una certificazione di B Corp, che è un riconoscimento ufficiale che prende diciamo, le mosse dall'incorporare nello statuto dell'impresa diciamo, obiettivi che non sono soltanto di profittabilità e creazione di valore azionario, ma anche di realizzare un qualche impatto sociale e ambientale positivo. Un nome abbastanza noto che rientra in questa categoria è la Chiesi Farmaceutici, una delle più belle, credo, imprese italiane del farmaceutico che si trova a Parma. Due slide, dicevo, sul ruolo che può avere la formazione per lo sviluppo della CSR. Qui ho identificato una serie di obiettivi e contenuti e quella successiva di possibili destinatari, senza pretesa di essere esaustivo, ma per dare una indicazione. Ho riflettuto un po' e mi sono chiesto, ma che cosa dovrebbe innanzitutto dire un formatore in tema di CSR? Io credo che dovrebbe innanzitutto promuovere una cultura di impresa sana, cioè una cultura di impresa che riconosca che l'impresa è chiamata a svolgere un ruolo positivo nella società e quindi è chiamata a coniugare, armonizzare, sia in termini di principio sia nella pratica quotidiana, obiettivi e valori anche diversi, quindi etica ed economia, equità ed efficienza, redditività e sviluppo e così via. In sostanza coniugare, e questo deve essere al centro di una sana cultura di impresa, i benefici, i valori, lo sviluppo per l'impresa con quelli per diciamo, la società e l'ambiente in cui è inserita. Secondo punto, dovrebbe chi fa diciamo, formazione sul tema indirizzare e facilitare il discernimento, deriva un po' dal primo punto, cioè indirizzare a distinguere cos'è il buon management rispetto al cattivo management. Tra le imprese che sono seriamente avviate su un cammino di sostenibilità e quelle che invece fanno finta, e ce ne sono tante purtroppo, imprese che fanno greenwashing. Leggevo qualche giorno fa sul 24 Ore un articolo frutto di una ricerca in cui si diceva che diciamo più della metà delle imprese inserite in un indice ESG di imprese particolarmente attente all'ambiente, in realtà non rispettano neppure i requisiti stabiliti nell'accordo di Parigi. Terzo punto, far capire che questo impegno verso la sostenibilità è un impegno pervasivo, è ineluttabile ed è urgente. E ultimo, di questo elenco, ma non ultimo in assoluto, far conoscere agli studenti, agli imprenditori in particolare, al management, l'opportunità di valorizzare anche giuridicamente l'impegno verso la sostenibilità, attraverso il riconoscimento della natura di società benefit o B Corp, come dicevo prima, certificazione o l'inserimento del titolo, insomma, se è società emittente, in fondi di investimento ESG. Ultimo punto, a chi diciamo è importante fare formazione in tema di CSR, ma potenzialmente i pubblici sono amplissimi. Come io faccio parte del comitato scientifico dell'Istituto per i Valori di Impresa, ecco, nell'ambito di questo istituto si è cominciato a pensare a qualche programma in collaborazione con le scuole superiori per fare cultura di impresa ai giovani, ai giovanissimi, cioè addirittura prima dell'università, nell'ipotesi che, essendo diciamo terreno vergine,
è un terreno più fertile ad accogliere e quindi a sviluppare una cultura, una concezione di impresa corretta. A formare i formatori, i docenti, soprattutto nelle materie economiche, nelle scuole superiori, università e delle business school, perché poi le business school sono quelle da cui spesso dipendono i valori o molti dei valori degli obiettivi che i manager concretamente perseguono. Ovviamente il management e gli imprenditori, andrebbe aggiunto, i media. I giornali hanno un ruolo importante, a volte trascurato, no? Anche nel diffondere, nel presentare come esemplari, come imitabili, come benchmark, certi modi di fare impresa, che invece a volte non lo sono. Quindi sarebbero anche questi possibili, tra virgolette, pubblici di attività formative. I policy maker e infine i cittadini, che il comportamento dei cittadini, quindi la domanda dal basso che i cittadini rivolgono alle imprese come acquirenti, come consumatori, come risparmiatori, come investitori, è un motore fondamentale nel dare impulso alle imprese a evolvere verso obiettivi e scelte decise di sostenibilità e CSR. Grazie. E ricordo che a questo proposito, anche pensando alle ultime cose che ha sottolineato il professor Minoia, ma anche alcuni temi emersi nell'intervento della professoressa Codiglia, ricordo che dall'anno scorso, e adesso è stato proprio rilanciato anche la seconda edizione per l'anno accademico 2021-2022, l'Università degli Studi di Udine, seguendo un'indicazione che arriva anche dalla rete dell'Università per lo Sviluppo Sostenibile, ha proposto a tutti gli studenti e le studentesse che si iscrivono al nostro Ateneo, a partire da chi arriva al primo anno, ma ovviamente a tutti quelli che sono all'interno del nostro percorso, di frequentare un corso di base sullo sviluppo sostenibile, di cui fra l'altro i colleghi Codiglia e Minoia sono protagonisti, in particolare la professoressa Renata Codiglia come coordinatrice, ma anche il professor Minoia come docente, assieme a molti altri colleghi, fra cui alcuni che sono qui presenti a questo incontro. Quindi ecco, questa formazione anche trasversale di base su questi temi credo sia anche perseguita all'interno dell'Università di Udine anche tramite queste iniziative che mi piaceva ricordare. Abbiamo adesso l'opportunità, l'interessante opportunità di ascoltare due voci esterne al contesto dell'Università di Udine e anche dell'Osservatorio Socialis che ha proposto il suo report all'inizio con il dottor Orsi, e cioè ascoltiamo due persone che per motivi diversi sono dentro a questi temi, li vivono da protagonisti. Il primo relatore che annuncio, che ricordo, come avete visto dal segnale, dal programma, ho visto un segnale, mi sono confuso, è il dottor Paolo Bandiera, che è direttore affari generali di AISM, che è l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Ringrazio il dottor Bandiera di essere qui con noi, questa volta rispetto a 2 anni fa, in questa versione, ahimè, come dicevamo prima di avviare i lavori, a distanza, ma sicuramente a noi fa molto molto piacere che il dottor Bandiera abbia accettato anche quest'anno l'invito a essere con noi in questo evento. Quindi do la parola subito a lui, perché vedrete, per chi non ha avuto modo di ascoltarlo l'altra volta, vedrete quanto è interessante la sua lettura di questi temi. Prego. Davvero grazie per questo invito e anche per questa presentazione. Devo dire che in questa ora e mezza sono stati moltissimi gli spunti, a partire dall'introduzione, l'intervento di Roberto Orsi, ma anche questi interventi con una prospettiva che arriva dallo studio, l'attività di ricerca, didattica dell'Università di Udine, e devo dire che sono sempre dei momenti, quelli che organizzate, di grandissimo valore e di apprendimento per tutti noi. Provo a dare qualche ulteriore spunto e prospettiva rispetto a questo tema della responsabilità sociale d'impresa rispetto ai temi della salute, disabilità e lavoro. E lo faccio partendo dal punto di vista dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, di cui sono, come è stato detto, una dirigente da 27 anni ormai.
occupandomi non soltanto della parte di governance interna e di gestione di profili legali e organizzativi, ma, e questo è quello che rileva più ai nostri fini, di attività di advocacy, quindi di un confronto sistematico con il mondo delle istituzioni per qualificare le politiche, le norme in materia anche di lavoro e responsabilità sociale d'impresa, lato disabilità e gravi patologie, ma anche promuovendo delle collaborazioni molto duttili, molto plastiche, molto diciamo anche flessibili e innovative, mi permetto di dire, con il mondo delle aziende, delle università, perché siamo convinti che sia il momento in cui dobbiamo cercare formule innovative anche dal punto di vista dei processi di partecipazione e di elaborazione di programmi e di interventi. AISM, dicevo. AISM è una realtà che si occupa di sclerosi multipla, che è una patologia del giovane adulto cronica, evolutiva, progressivamente invalidante, che in qualche modo è un modello di cronicità complessa e che richiede una capacità del sistema, non soltanto delle cure ospedaliere territoriali, ma anche in ambito lavorativo, di andare ad adattare in modo permanente, sistematico, in modo anche imprevedibile, i fattori ambientali, i contesti organizzativi, le capacità di trovare soluzioni a un cambiamento che è repentino rispetto alle condizioni di salute e ai sintomi. E quindi in qualche modo occuparsi di sclerosi multipla vuol dire occuparsi di disabilità, vuol dire occuparsi di gravi patologie ingravescenti, ma vuol dire anche avere una capacità di ragionare, questo per forza di cose, sui sistemi, sull'ambiente, diremmo oggi. Un ambiente che è fatto quindi di variabili, di dimensioni, non soltanto la casa, non soltanto il luogo di lavoro, non soltanto il luogo di cura, ma un tessuto di relazioni tutte interdipendenti l'uno con l'altro. Mi piace premettere che durante la pandemia abbiamo assistito a una sorta di dilemma che appariva irrisolvibile più tra salute e lavoro. E quello che è accaduto è che per proteggere dal contagio si è fatto ricorso in modo massiccio al lavoro domestico più che al telelavoro, che poi ha portato nel prolungamento di questa situazione di isolamento di fatto a un processo che è stato non inclusivo, ma tendenzialmente escludente le persone con gravi patologie, i cosiddetti fragili, ultravulnerabili, rispetto a quelli che sono i meccanismi relazionali al capitale umano, che è stato già citato, che è un fattore costituente non soltanto del benessere organizzativo, ma della capacità anche di produrre valore per una organizzazione aziendale o meno che sia. E quello che stiamo vivendo in questo momento, una volta che c'è lo sblocco dei licenziamenti, che vi sia un forte rischio di fatto di mantenimento delle persone con malattie gravi, con disabilità in un contesto remoto, per così dire, quindi una certa inerzia, latenza nel riassorbire e di recuperare questa dimensione di piena integrazione lavorativa, con il rischio che poi quando ci sono i processi, diciamo, di riorganizzazione, di reengineering aziendale, primi a poi risentirne possono essere le persone con disabilità e le persone appunto con gravi patologie. Però vediamo anche il lato positivo di quello che è accaduto. Sicuramente un nuovo modello di lavoro, pensiamo al lavoro agile, che in qualche modo ha creato meccanismi di flessibilità, sono state introdotte delle soluzioni molto più attenti anche a conciliare i tempi di cura e di governo, quindi di malattie e di morbidità rispetto all'organizzazione produttiva. In qualche modo il concetto di salute, di prevenzione, di corresponsabilità rispetto a questa dimensione di salute, inteso come benessere, come precondizione abilitante anche la produzione, ormai è sdoganata. Pensiamo alle responsabilità che hanno i manager nelle aziende rispetto al tema del Green Pass. Pensiamo a come le politiche di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro siano usciti fuori dagli ambienti confinati di responsabilità, per così dire, del direttore delle risorse umane o del medico competente aziendale. E sempre di più la salute diventi in qualche modo un presupposto, una precondizione del benessere organizzativo della produzione. Questa è una conquista, non c'è dubbio.
Allora, da questo punto di vista va detta anche un'altra cosa, poi vado a parlare in una ulteriore slide di cosa ASM fa, di come ci proponiamo come partner assieme con Osservatorio Socialis ed altri per costruire dei nuovi modelli di responsabilità sociale d'impresa calati sulla salute, sulla disabilità, sulle gravi patologie. Ebbene, in questi anni è accaduta una cosa fondamentale. Noi siamo un soggetto di terzo settore. Quello che è accaduto è che finalmente con questa riforma del terzo settore, che ormai è a pieno regime, possiamo dire, siamo prossimi all'avvento di questo registro unico nazionale del terzo settore, in cui viene fatta pulizia rispetto ai buoni soggetti del terzo settore e i soggetti che apparentemente, fittiziamente propugnano di essere fedeli a questi valori, diciamo, di produzione di bene comune e poi in realtà non lo sono. Ebbene, la riforma del terzo settore ha affermato in modo inequivoco la necessità di lavorare in termini di coprogrammazione e coprogettazione e di avere una prospettiva di amministrazione condivisa della funzione pubblica. Se questo vale, vedete, nei rapporti tra il terzo settore, quindi il no profit, e la pubblica amministrazione, non soltanto nell'ambito del welfare, della programmazione zonale o di ambito, ma in tutti i settori, ambiente, cultura, scuola, eccetera, lavoro, questo vale anche rispetto al rapporto con il mondo delle aziende. Oggi sempre di più assistiamo a dei modelli ibridi di compartecipazione tra la dimensione profit delle aziende, la dimensione no profit del terzo settore e la dimensione pubblica, attraverso, se volete, una parziale sovrapposizione di finalità, di prospettive, ma pur nel mantenimento delle specifiche identità e autonomie attraverso una nuova capacità di costruire dei progetti che sono in qualche modo a sistema e che sono in grado di creare nuovi modelli di rete che sanno incidere nei territori, nei contesti, nella qualità di vita della comunità. Questa è la sfida enorme. Noi lo stiamo vedendo, ad esempio, in ambito di ricerca. Stiamo creando delle alleanze con il mondo delle farmaceutiche, stiamo creando delle alleanze con nuovi soggetti, anche a livello internazionale, sponsor, ma anche che sono soggetti che possono dare un contributo rispetto allo sviluppo di iniziative di farmacovigilanza. E questo lo facciamo con una prospettiva no profit, con il mondo delle aziende, con anche magari autorità regolatorie internazionali come EMA che guida l'attività di vigilanza rispetto ai farmaci. Pensate, un modello di questo tipo in cui abbiamo il mondo dell'industria, il mondo delle associazioni, il mondo regolatorio pubblico che l'una con l'altra si cercano come componenti e creano un nuovo valore, bene comune, capitale appunto, diciamo, per l'interesse generale. Vado a noi. Vedete, il tema della disabilità ma anche delle malattie fino ad oggi in ambito di sostenibilità di CSR, mi permetto di dire, è stato poco accattivante. È stato forse ritenuto un argomento scomodo, difficile anche nel linguaggio, anche nella rappresentazione in qualche modo concettuale, sempre con la pericolosità di scivolare sul termine. Pensate soltanto alla difficoltà di parlare di disabilità e quale casistica esista di linguaggio che è fiorito attorno al concetto di persona con disabilità, persone diversamente abili, handicap, solo per citarne alcune, e quindi c'è anche un certo imbarazzo a affrontare questo tema. Ebbene, nel momento in cui invece dobbiamo assolutamente farci carico di questa dimensione, che è una dimensione di diversità che appartiene alla complessità dell'esistenza umana, e portarla come valore organizzativo nel contesto dell'azienda, di ciascuna azienda, perché tutti noi viviamo delle fasi nella nostra esistenza in cui siamo diversi dal punto di vista dell'abilità, del funzionamento. Pensiamo anche a infortuni che si possono avere durante la vita, pensiamo al mutamento anche evidentemente di capacità lavorative derivanti dalla gravidanza, soltanto su un tema di genere, che non è malattia, assolutamente. Pensiamo anche all'evoluzione dei ritmi di lavoro in funzione dell'avanzare dell'età. Oggi si parla di silver economy, ecco, dobbiamo essere capaci anche di mantenere sempre di più i lavoratori anziani in un contesto lavorativo secondo un modello sostenibile e di management etico, attento, gentile, rispettoso anche delle caratteristiche e delle qualità che cambiano nel tempo delle persone. Detto questo, qual è il nostro, la nostra value proposition, usare questa espressione, visto che siamo anche in un contesto attento ai modelli di business aziendale? Beh, noi abbiamo costruito un modello che in qualche modo cerca di
di promuovere momenti di formazione, di cultura, prima di tutto, di sensibilizzazione aziendale attraverso la sperimentazione sul campo. Andiamo nelle aziende, abbiamo fatto queste esperienze con delle aziende come Merck, lo stiamo facendo con Ikea, lo stiamo facendo con altre aziende fortemente anche ispirate da questi valori dell'uguaglianza e della diversità come fattore competitivo anche rispetto poi al ciclo della produzione e del rapporto con i clienti, e abbiamo creato dei momenti in cui le persone che non avessero la sclerosi multipla hanno sperimentato cosa vuol dire avere sulla pelle quei sintomi, con un meccanismo, si diceva prima, di responsabilità e farsi carico di queste situazioni da parte non soltanto del management aziendale, ma dei colleghi, con dei meccanismi straordinari di sostegno di peer-to-peer e di reciprocità, che poi è la base anche, no, di una cultura di azienda fondata sul rispetto e sul sostegno. Lo spirito di squadra. Abbiamo fatto e lanciato, assieme con l'Osservatorio Socialis, dei programmi di formazione per i manager d'azienda nel terziario. L'abbiamo fatto con un risultato straordinario, vi dico, portando dei testimoni di eccezione, come Giampaolo Montali, uno degli allenatori vincenti per definizione nella storia dello sport italiano, che ha raccontato ai manager come, mutuando l'immagine di una squadra di pallavolo, ci sia necessità di diversità in una squadra che vince, che vuole continuare a vincere. Diversità dal punto di vista delle caratteristiche, lo schiacciatore, l'alzatore, ma anche dell'età, l'esperienza, ma anche le nazioni, le culture, gli spiriti, gli stili. E tutto questo è stato straordinariamente impattante. Ecco, parliamo di impatto rispetto anche alla cultura e agli stili organizzativi. E poi ci siamo calati un po' nel vivo dei meccanismi. Abbiamo fatto un'analisi dei contratti collettivi. Oggi stiamo proponendo delle clausole da inserire nei contratti anche aziendali orientate al prolungamento del comporto, alla flessibilità. Stiamo cercando di intervenire in questi programmi di welfare che oggi non hanno in genere una grande attenzione al di là di polizze sanitarie rispetto ai temi della disabilità o dei malati cronici. Invece possiamo fare moltissimo anche usando incentivi, soluzioni di fiscalità agevolata per poter promuovere questo anche nei processi aziendali. E poi vado a dire due ultimi elementi che penso che siano fondamentali. Il resto poi lo vedete, la consulenza, le reti collaborative, in qualche modo già nei concetti che ho espresso prima. Il primo, in questo momento stiamo assistendo a un'attenzione fortissima su scala internazionale rispetto al concetto di accomodamento ragionevole, che è un concetto che deriva dalla direttiva europea di parità, di uguaglianza negli ambienti di lavoro, ma che con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, per inciso AISMA, è all'interno di questo osservatorio nazionale per l'applicazione della Convenzione ONU e siamo i capofila rispetto a, diciamo, il mondo della disabilità all'interno di FISH, di Endilex su questo tema del lavoro. Ma vedete, oggi l'accomodamento ragionevole va fuori dai confini lavorativi e si spinge in qualche modo a creare condizioni di pari opportunità che non richiedano uno sforzo sproporzionato, ma appunto ragionevole, anche nei contesti di vita, la casa, il domicilio, il ripensare i processi, la mobilità. Allora, questo deve essere un fattore guida che dobbiamo calare anche nel ripensamento dei modelli di smart community, di mobilità sostenibile. Questo è tema di sostenibilità etica, di diritti per così dire. E quindi l'accomodamento non deve essere lasciato soltanto a coloro che si professano i guru, no, delle soluzioni tecnologiche, va benissimo anche quello, ci sono gli ausili, ma dobbiamo dare un approccio il più possibile organizzativo e quindi vorrei veramente calarlo nelle prospettive di missioni che i relatori prima di me hanno così eccellentemente richiamato. E l'ultimo aspetto è questo. Noi, essendo un ente di terzo settore, per forza di cose, per la riforma che ho citato prima, siamo costretti non soltanto a fare un bilancio sociale in cui raccontiamo che cosa abbiamo fatto. Lo facciamo perché abbiamo un bilancio superiore a milioni di euro, ma noi lo facciamo anche attraverso una misurazione di impatto. Ci sono linee guida per l'impatto sociale che sono state approvate dal Ministero del Lavoro e che guidano la misurazione del cambiamento prodotto nella comunità nel medio e lungo periodo rispetto ai target e agli obiettivi di riferimento. E noi pensiamo con tutta umiltà che questa cultura della accountability e della capacità anche di raccontare il valore prodotto generato sulla comunità, perché per noi è fattore di
diciamo, sopravvivenza stesso, di fiducia, di relazione con il nostro sostenitore donatore, pensiamo che sia un altro valore che possiamo mettere in circolo e condividere con le aziende che con noi vorranno fare appunto questo percorso di collaborazione. Quindi grazie di nuovo all'Università di Udine per essere un'avanguardia, non soltanto a livello nazionale, mi permetto di dire, su questi temi, per coinvolgerci, perché anche oggi è un'altra occasione appunto per creare alleanze e quindi questo è già un valore di costruzione di un valore comune. Grazie. Grazie Avvocato Bandiera, grazie di cuore per le sue parole e le riflessioni in questo intervento. Già la volta scorsa avevo colto proprio questa sua capacità, la vostra, lei come portavoce di un'organizzazione, di far capire come i temi di cui vi occupate siano così pervasivi, così vicini a tutti noi, no? Questo è uno dei segnali, e in cui ci siano anche interessantissimi elementi di ragionamento all'interno del mondo dell'impresa, perché questo oggi ce l'ha fatto cogliere. Fra l'altro in un momento in cui certi temi bisogna assolutamente affrontarli in maniera innovativa, con quello che è successo. Speriamo che tutta una serie di azioni, di iniziative come quelle anche delle PNRR e altre che si stanno tenendo in moto ci aiutino. Non ne sono così convinto, purtroppo stiamo osservando delle cose che appunto non danno garanzie su questo percorso. Fra l'altro, banalmente, posso anche così agganciarmi nel ringraziarla anche a confermare chi ci ascolta, ma credo di dire delle cose che abbastanza banali, perché non più tardi di un anno fa ho avuto un infortunio, mi sono rotto un piede a proposito di percepire sulla propria pelle immediatamente che cosa significhi questo tipo di situazione contingente, grazie a Dio, però in cui veramente e poi l'età che avanza, ecco, sono tutti due elementi che ho vissuto inesorabile, serenamente, però ecco no, questo è il modo veramente con cui secondo me un'ottima alleanza fra realtà imprenditoriale, realtà della ricerca, realtà del terzo settore, come voi siete una grandissima rappresentanza, ecco, devono trovare dei momenti di operatività assieme, ecco, questa mi pareva Sì, aggiungo solo un commento, penso rispetto al PNRR, che tocca a noi riempire di senso, è stato detto orizzonte di senso, riempire di senso delle azioni che altrimenti saranno magari anche pulite, ma non cambieranno la realtà e non saranno un investimento reale. E questo è quello che dobbiamo fare assieme. Sarebbe una grandissima perdita di un'opportunità straordinaria, questo lo diciamo anche in vari settori, compreso quello di cui lei in maniera così interessante ci ha parlato questa sera. Grazie di nuovo allora Avvocato Bandiera per la sua presenza e per il suo contributo. E allora adesso sentiamo l'altra voce di testimonianza esterna al mondo dell'università che è qui assieme a noi, ed è il momento della dottoressa Arianna Rizzi, che ci porta all'esperienza di un'attività industriale, di un'impresa, all'interno della quale lei si è sentita sicuramente più volte citare, anche se non di nome, come CSR Manager. Abbiamo quindi questa bellissima possibilità di ascoltare un'esperienza di chi si occupa di marketing di CSR Management all'interno di una realtà imprenditoriale della nostra regione, e ringrazio la sua presenza e con lei della sua società, della sua azienda, ma ringrazio anche Anima Impresa per aver proposto questa testimonianza. Uno dei modi con cui lavoriamo con Anima Impresa quasi sempre, direi, è proprio quello di dire ma dateci qualche... E ogni volta vengono fuori queste esperienze. Sentiremo assieme. Prego, dottoressa Rizzi. Buonasera a tutti, grazie professor Marangon e grazie nuovamente ad Anima Impresa che mi ha portato qui. Il mio intervento chiude una bellissima serata ricca di suggestioni, in molte delle quali mi sono ritrovata apertamente nel percorso di sostenibilità che ho portato in prima persona nell'azienda in cui opero e che vedo ogni giorno crescere passo dopo passo. Abbiamo parlato di condivisione, di reputazione, e quindi credo che proprio calare nella realtà aziendale in cui lavoro ogni giorno questi concetti e farmi così ambasciatore della sostenibilità possa essere un modo interessante per vedere che cosa accade sul nostro territorio, e per essere coerente proprio con il mio duplice ruolo di responsabile marketing e CSR manager vorrei utilizzare uno strumento innovativo
per presentarvi quella che è la realtà di Maddalena SPA. Condividerò adesso il nostro virtual tour, che diciamo è uno strumento di marketing innovativo e digitale che abbiamo presentato lo scorso 15 settembre sulla rete e che vuole essere un po' il nostro biglietto da visita. Il tour virtuale di Maddalena, chiamato anche Maddalena Experience, è una risposta anche al Covid da parte della nostra azienda, quindi un modo di mettersi in gioco per rappresentare delle scelte di valore, per mostrare i luoghi, i valori dell'azienda e anche la spinta costante che ci contraddistingue verso l'innovazione. Vi farò una panoramica veloce visto i tempi ristretti dell'intervento, ma vi invito tutti ad andare sul nostro sito e poi curiosare nei vari aspetti che sono a disposizione. E così ci troviamo con un panorama assolato e quasi primaverile nella nostra realtà industriale, nella zona di Grions del Torre, a Povoletto, in via Giovan Battista Maddalena, dove vedete che ci sono questi hot point nel nostro virtual tour che attirano l'attenzione e richiamano a quelle che sono le informazioni più importanti. In questa prima schermata puntiamo già l'accenno su vision e mission dell'azienda, perché per Maddalena rendere la misura dell'acqua la base imprescindibile per l'efficienza idrica nel mondo è fondamentale. Ed ecco che già portiamo in gioco il primo obiettivo dei 12 ai quali rispondiamo con il nostro contributo per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. E così vi porto poi all'interno di quella che è la nostra sede rinnovata e ampliata nel 2019 dove potete vedere una perfetta commistione tra l'interno moderno e il panorama circostante con le montagne innevate. E anche in questo caso due hot point attirano la nostra attenzione e vi presento la realtà in cui opero. Quindi 100 anni di attività presente sul mercato dal 1919, 3 milioni di contatori prodotti l'anno, perché Maddalena si occupa della produzione e distribuzione di contatori per uso domestico e grosse utenze di acqua potabile, 30 stazioni di verifica metrologica interna, 150 dipendenti per i quali c'è stato riconosciuto recentemente anche il Workplace Condition Assessment Achievement Award da parte di un ente terzo attraverso un audit etico. Esportazione globale, quindi mercato al 65% estero, logistica integrata all'avanguardia, una sede in Italia ed una succursale in Germania con linee altamente specializzate e automatizzate 4.0 e un laboratorio ricerca e sviluppo come impegno costante. E qui mi ritrovo in un altro punto fondamentale di cui oggi pomeriggio si è parlato. Questa è la nostra area del Learning Center, dove potete vedere un bel auditorium che ospita 40 persone, in tempi di Covid 20 separati da palline rosse, e ospita il nostro Maddalena Learning Center, ovvero un hub che si è trasformato nel periodo del Covid in una piattaforma digitale, ma che non fa altro che portare avanti un concetto di formazione costante del personale partito già negli anni 90 all'interno della nostra azienda, con dei dati che riportano oltre 2700 ore di formazione nell'anno 2020. Avvicinandosi in questa che è la nostra area di stand-up meeting, si può sfogliare il libro che percorre le tappe fondamentali della nostra storia, e poi procedere attraverso la scoperta di quella che poi è il cuore dell'azienda, lo stabilimento produttivo. Grazie a questa visione, a questa vista sonometrica dall'alto, si possono vedere le linee produttive con i prodotti e quindi entrare più nel vivo di quello che è il core business di Maddalena. E l'hot point invece punta l'attenzione sulle nostre certificazioni e quindi si inizia ad intravedere proprio una visione, un valore di un'impresa
impresa che ha puntato molto anche sull'ambito delle certificazioni, da quella aziendale a quella ambiente, salute e sicurezza ottenuta il luglio scorso, sicurezza delle informazioni, quindi 27001, e la recentissima SA 8000 sulla responsabilità sociale d'impresa che abbiamo, il cui audit è terminato proprio lo scorso 1° ottobre e per la quale siamo in attesa dell'emissione del certificato. E quindi si parlava di produzione di cuore e quindi di linee altamente specializzate 4.0, dove molte persone impiegano ogni giorno il loro tempo, e un dato che ci è piaciuto sottolineare in questo caso appunto non è sulle specifiche di prodotto o di alta innovazione che insomma già traspaiono da queste immagini, ma proprio sull'attenzione che è stata posta anche nei confronti dei dipendenti per la scelta dello stabilimento produttivo, e quindi studio ergonomico degli spazi lavorativi, riscaldamento a pavimento, impianto di illuminazione adattivo, tutti aspetti che quindi contribuiscono a un luogo dove il benessere diciamo è molto importante, fino ad arrivare all'area della logistica integrata, e poi a chiudere, e qui poi insomma vi invito a curiosare nuovamente all'interno del tour, o anche a venirmi a trovare di persona per poter salire sulla nostra bellissima terrazza che regala una vista mozzafiato sui monti che partono dal San Simeone, passano per i Musi, arrivano al Canin e poi spaziano fino al Mataiure, che ci regalano veramente un ambito bellissimo dove poter portare avanti progetti anche in forte sinergia con il territorio. E quindi a questo punto, uscendo da quella che è la presentazione aziendale, vorrei entrare in quella che poi è la sfida CSR che ci siamo posti esattamente un anno fa. Un anno fa, infatti, io terminavo il percorso promosso proprio da Anima Impresa e da UNICEF per CSR Manager, e portavo in azienda questa sfida. Ho detto: proviamo a pensare in ottica di corporate social responsibility, ovvero integriamo le 3 dimensioni: sociale, economica e ambientale, più quella di governance, nel nostro piano di sviluppo aziendale. E il CDA, a cui ho sottoposto questa sfida, ha risposto favorevolmente. Ed ecco che metto in luce una timeline dalla prima mappatura che partiva appunto a ottobre scorso, e che mi ha permesso, arrivando in azienda diciamo pochi mesi prima, perché io arrivo da un percorso diverso che poi mi ha condotto in Maddalena soltanto nel maggio 2020, quindi nel pieno del lockdown. Questa osservazione mi ha permesso di dare una forma ad un magma non codificato di idee e di progetti che però, secondo ai miei occhi, apparivano come davvero essere importanti ed avere ricadute fondamentali in ambito di CSR. E quindi, avuto l'appoggio del management, si è definito di intraprendere una strategia di responsabilità sociale d'impresa, perché c'era un terreno fertile per intraprendere questo percorso. E così tra gennaio e giugno ci siamo organizzati. È stata riconosciuta la mia figura all'interno dell'organigramma aziendale, è stato creato un gruppo di lavoro trasversale per approfondimenti sulla sostenibilità, e si è definito di intraprendere un percorso di certificazione SEA 8000 richiesta anche dal mercato con il quale noi lavoriamo, soprattutto un mercato estero. E così giungiamo ad oggi, dove certificazione SEA 8000 ce la siamo portati a casa, e in contemporanea in questo mese ci sono stati riconosciuti due bei premi, 2 bei riconoscimenti. Da un lato il premio Sustainability Award promosso da Credit Agricole e Con Group, e dall'altro il premio Percorsi FVG per le buone pratiche proprio in termini di responsabilità sociale. Però quando si parla di percorso si deve avere una visione a lungo termine, ed ecco che quindi tra i prossimi step c'è sicuramente l'idea di portare a casa un bilancio di sostenibilità, di avere una sezione del nostro sito web dedicata, e di mettere a terra una strategia di formazione dedicata alla responsabilità sociale d'impresa a tutto tondo.
Vorrei esplorare rapidamente con voi, nei minuti che mi rimangono, quella che è stata la mia osservazione. 3 sono stati gli strumenti di base con cui è stata analizzata il caso Maddalena. Da un lato la ISO 26000 come standard internazionale, di cui diciamo ho apprezzato in particolar modo l'approccio volto all'autodiagnosi per l'autoriconoscimento proprio della responsabilità sociale e l'interdipendenza tra le funzioni aziendali. Dall'altro l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e quindi ciò a cui sono chiamate a rispondere le aziende attraverso il loro operato quotidiano, ed infine il CSR Check di Anima Impresa, che ho apprezzato molto per aver unito appunto accanto alle componenti classiche economica, sociale e ambientale anche l'aspetto di governance che mi ritornava nella ISO 26000 e l'aspetto di comunicazione che caratterizza in modo particolare il mio lavoro. Dal punto di vista di governance mi sono ritrovata veramente nelle parole di chi mi ha preceduto il mio intervento, perché avere un board che condivide questi valori e quindi avere una mission, una vision, dei valori condivisi, avere un codice etico, un modello 231, un regolamento e una politica aziendale che parlano già di sostenibilità è stata una sorpresa molto positiva. Di certificazioni vi ho parlato e in contemporanea Maddalena fa anche parte di moltissime associazioni di categoria, tra cui appunto la stessa Anima Impresa, ma poi proprio per il settore acqua di cui facciamo parte, cito la Community Valore Acqua per l'Italia di The European House Ambrosetti, che è un osservatorio proprio sulla filiera estesa dell'acqua a tutto tondo come risorsa scarsa ed indispensabile. Dal punto di vista sociale ci si può sbizzarrire, diciamo che le ricadute su quelle che sono le risorse umane o proprio sul capitale umano, come citava prima la dottoressa Codilia, ma anche sul territorio, quindi sulla comunità all'interno della quale noi operiamo, sono tantissime, dalle azioni di welfare ai riconoscimenti come l'audit etico del Workplace Condition Assessment, ma anche iniziative che si tramandano da lungo tempo, come ad esempio la creazione di una borsa di studio intitolata all'ingegner Giovan Battista Maddalena e rivolta ai figli dei dipendenti dell'azienda che iscritti alla scuola superiore vogliono continuare il loro percorso ed iscriversi all'università. Una borsa di studio del valore di 10.000 euro, che quindi può cambiare davvero la vita di un ragazzo che decide di mettersi in gioco. O il progetto che l'anno scorso abbiamo portato avanti per la Giornata Mondiale dell'Acqua, che cade il 22 marzo di ogni anno. In questo caso il progetto è stato promosso insieme al Comune di Povoletto e a CAFC, e peraltro è stato presentato all'interno del progetto Percorsi di IRES e devo dire che c'è stato un coinvolgimento e quindi nuovamente questa formazione che parte dai giovanissimi, perché abbiamo voluto fare cultura della risorsa acqua scarsa e indispensabile e contemporaneamente anche cultura della sostenibilità, cultura degli obiettivi dell'Agenda 2030, portandola nelle scuole primarie e secondarie di primo grado di tutto il comprensorio di Povoletto. Ma poi anche essere ambasciatori di Legio e quindi promuovere una mostra culturale importante per il nostro territorio e permettere ai nostri dipendenti di accedervi gratuitamente, o iniziative sportive, o ancora una volta l'SA 8000, insomma tutta una serie di attività che hanno riconosciuto il nostro operare in termini sostenibili. Stesso discorso vale per l'ambiente. Quando si parte e si analizza il virtual tour, nella parte esterna non mi ci sono soffermata, però sono posizionate esternamente sulla facciata le colonnine per la ricarica elettrica delle auto, il tetto è coperto da pannelli fotovoltaici. Allo stesso modo cerchiamo di attivare progetti con aziende partner del territorio che possano parlare di sostenibilità anche dal punto di vista ambientale, senza arrivare a citare
davvero ciclo di vita del prodotto o azioni di sostenibilità sui materiali utilizzati che sicuramente riguarderanno le nostre strategie future. E così si sta per chiudere il cerchio di questa ISO 26000 per arrivare all'aspetto economico e quindi quello che è il mondo dei clienti da un lato, della catena di fornitura dall'altra. E quindi clienti prima la parola ascolto e quindi tutto quello che è customer satisfaction, servizio di post vendita, assistenza, sicuramente è fondamentale, e anche il virtual tour vuole essere un nuovo strumento di dialogo per parlare anche di sostenibilità e di tutti i nostri valori proprio a tutto tondo al nostro pubblico di riferimento. E dall'altra parte la catena di fornitura che vede ad esempio l'estensione della SA 8000 a tutta la catena di fornitura con quanto ne consegue, quindi un qualcosa con una ricaduta veramente importante. Quindi quello a cui sono arrivata un anno fa era questa visione d'insieme che poi pian piano ho diciamo aggiornato con gli ultimi aspetti che hanno caratterizzato l'ultimo anno e mezzo di attività, non vi nascondo, molto intenso, e quindi mi sento di dire che Maddalena risponde anche a 12 dei 17 goal dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che quindi ho poi esploso in questa grafica così di impatto. Chi c'è dietro tutto questo? C'è una squadra, c'è un'azienda che crede nel valore della sostenibilità, che l'ha integrata come valore fondamentale all'interno della sua strategia, e c'è il CSR manager che quindi osserva, fotografa, ascolta la realtà in cui vive, sceglie gli strumenti, forma e condivide, ed effettivamente questi sono temi fondamentali, perché sicuramente sarà importante condividere con tutti gli stakeholder, a partire da quelli interni, per poi espandersi agli stakeholder esterni, tutto questo lavoro. E chiaramente, come era riportato proprio dai dati del professor Orsi, anche mappare e misurare le attività. Ed ecco che quindi ho mappato quelli che sono i nostri stakeholder principali, verso i quali è stata attivata un inizio di comunicazione in questo senso, ma che credo che si coronerà davvero in questo mese, perché, come dicevo all'inizio, così chiudo, ottobre 2020, ottobre 2021, un anno di sostenibilità. Un anno di sostenibilità che si corona con questo intervento, di cui ringrazio nuovamente, perché davvero è un onore poter far parte di un tavolo così prestigioso e così importante, che peraltro fa anche parte, viene inserito anche come attività nel Festival dello Sviluppo Sostenibile. E poi mese di ottobre, in cui la settimana scorsa la nostra vicepresidente Clara Maddalena ha portato la nostra testimonianza sul percorso intrapreso al Salone d'Impresa per le relazioni di valore. L'11 di ottobre saremo a Milano per la nomina nel Sustainability Award. Il 15 saremo in regione a Udine per il riconoscimento da parte di Percorsi FVG con IRES capogruppo, e a fine mese si laureerà un tirocinante che ho seguito in prima persona con una laurea dell'Università degli Studi di Udine in International Marketing, Management e Organization, proprio sul caso del Maddalena Experience, e anche con qualche pillola di responsabilità sociale come chiave di volta in risposta a questo anno horribilis che ci lasciamo alle spalle, per fortuna. Quindi chiudo anch'io la mia presentazione, vi ringrazio nuovamente e lascio nuovamente la parola al professor Marangon. Ma grazie, la dottoressa Rizzi è stata veramente incredibilmente ricca nel suo percorso, ci ha dato un'interessantissima testimonianza del si può fare, si può fare, ma fra l'altro è incredibile se pensiamo in che periodo tutto questo è stato portato avanti con questi interessantissimi risultati, questi risvolti molto, molto concreti, molto tangibili, in un contesto di tante cose intangibili. Qui abbiamo sentito una concretezza di un qualcosa che si può fare in un'attività, fra l'altro, permettetemi di dire, cioè, che ha un settore produttivo non diciamo che di per sé è particolarmente vocato no, non è che si occupa di servizi alle persone, è un'attività industriale
che può essere fatta in tanti modi e può essere fatta anche in questo modo. Questa è una dimostrazione di come tutti i settori, tutte le attività possano intraprendere percorsi del genere se ci credono in tutti i livelli, e questo lo ha testimoniato in maniera molto chiara, e grazie veramente per quanto ci ha raccontato, anche con questo tocco finale della laurea che fra pochi giorni ci sarà proprio presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, presso cui anch'io opero, e quindi mi fa molto, molto piacere questo aspetto. Quindi grazie veramente, una realtà che sicuramente anche come realtà universitaria seguiremo con molta attenzione, e spero che naturalmente questo sia, come si dice, ma nel senso veramente più tranquillo e sereno, un momento in cui iniziare o intensificare una collaborazione che vedo già. Assolutamente sì, è importantissimo. Infatti mi piace far parte di quella percentuale che non ha smesso di investire, no, nell'anno del Covid in responsabilità sociale, ma anzi ha fatto tutt'altro, e le sinergie con l'università e con le associazioni del territorio come Anima Impresa sono davvero fondamentali per crescere in questo senso. Grazie allora anche a questa bellissima esperienza, al suo intervento. Grazie allora, Roberto. Io allora intanto devo ringraziare veramente tutti, te in particolare naturalmente per l'organizzazione. Volevo anche ringraziare, a parte il grandissimo interesse, grandissima qualità dei contenuti che ho ascoltato, veramente complimenti. Volevo ringraziare anche l'ufficio stampa dell'Università di Udine, perché insieme alla redazione di Osservatorio Socialis ha lavorato, sta già producendo i primi risultati da quello che mi dicono dal web, quindi insomma questa iniziativa che abbiamo messo in piedi insieme ha una copertura giornalistica territoriale. Approfitto di nuovo dell'occasione per invitare chiunque, in particolare voi docenti universitari, ma anche le aziende che ci hanno seguito, Maddalena stessa, a tenere la redazione dell'Osservatorio Socialis in considerazione per inviare notizie che ritenete possano essere di interesse di una testata giornalistica che si occupa solo di questo. Quindi insomma voi intercettate tante informazioni, quindi sarebbe un piacere per noi ricevere da parte vostra e delle aziende che ci hanno seguito, delle non profit, chiunque, insomma, ma temi di terza missione delle università, insomma, noi abbiamo appena inaugurato una rubrica che si chiama Focus, che è uscita in questi giorni. Abbiamo inaugurato con un docente dell'Università LUMSA e una giovane diplomata accademica, insomma, dell'università. Hanno fatto un focus sulla Danimarca, CSR e Danimarca, molto interessante. Quindi insomma, ecco, era un invito ulteriore a tenerci come punto di riferimento, e un grande ringraziamento davvero. Spero la prossima volta di riuscire a farlo in presenza. Ecco. Anche perché poi ci sono i post convegno che sono sempre molto interessanti, come tutti sanno. L'anno prossimo, il 10° rapporto è a giugno del 2022. Allora, se posso, io volevo lanciare una proposta per la prossima, allora, il prossimo incontro. Mi avete ispirato in modo veramente travolgente, vi devo dire, gli interventi che ci sono stati straordinari, veramente di un livello raro, mi permetto di dire, e volevo dare questo spunto. Allora, si è parlato di manager di CSR. Noi in questo momento stiamo assistendo a una crescita di cosiddetti disability manager o responsabili dell'inclusione negli ambienti di lavoro, e a alcuni osservatori aziendali promossi anche dal governo, attraverso il programma governativo per la Convenzione ONU, centrati sulla disabilità. La nostra percezione è che ci sia un po' di disconnessione e manchi una capacità di ricondurre a una regione unitaria queste esperienze, che sono in qualche modo settoriali, non intersezionali, e dovremo riuscire a portarle in questa invece prospettiva che è venuta fuori oggi, di organizzazione, di coerenza, di sistemi di valori, di cultura. Allora, lo spunto è che noi vogliamo darvi materiale che parte dalla nostra storia, quindi di esperienza quotidiana sulla salute e sulla disabilità,
perché con tutta la ricchezza che è venuta fuori, e ce n'è tantissima ulteriore, siamo in grado di provare questo tentativo di creare queste coerenze, queste interdipendenze, evitando che ciascuno si costruisca i propri percorsi di sostenibilità monotematici. Quindi veramente grazie di nuovo. Bene, 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 bene. Abbiamo il compito per casa. Vai Renata. Se posso, accolgo al volo l'offerta, veramente, la metto subito in contatto con invece una mia laureanda che sta per laurearsi ora a breve su una tesi di laurea su disability management, per l'appunto, che poi lei dà un taglio in quest'ottica organizzativo aziendale, appunto di gestione di gruppi, di gestione poi delle persone portatrici di una qualche disabilità. Poi lei approfondisce su una particolare sindrome che è la sindrome di Asperger, ma non c'entra, il tema è questo. Splendido, comprato al volo, bene, pagato poco, quindi va bene. Niente. Allora, data l'ora, adesso direi che adesso possiamo salutare tutti quelli che ci hanno seguito, tutte e tutti, grazie, e grazie a tutti i relatori per il interessantissimo contributo che ognuno di voi ha dato a questo evento, nell'organizzarlo e nel realizzarlo. Mi metto nella chat anche, oltre al link al rapporto CSR, anche il link generale intanto all'area YouTube Play Unihood, dove caricheremo il video di questa interessantissima serata, e che quindi sarà visibile anche perennemente a sto punto, perché questa è la potenza di internet, però in questo caso siamo contenti che lo sarà e che sarà proprio in questo senso. Grazie a tutti e a presto. Buona serata. Buona serata. Ciao Francesco, ciao. Grazie ancora, buonasera.